Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui all'isola, il bacino stellare, che volevo provare a vedere se riuscivamo a completare qualcosa, e così. La risposta giusta sarebbe quella. Perché sinceramente non ricordo assolutamente, ma non c'era un mostro qua sotto. Ah, ecco lì. Ah, eccolo. Se stai fermo ti attacca, che bastardo. Allora, qui ci sono pezzi di ricambio. Molto bene. Allora, questa qui io sbaglio. Guarda la fortezza. Bisognava andare. Ah, qua ci siamo stati prima, vero? E dobbiamo andare per di là. Giusto? Sì. Cosa prendere per la nostra dottoressa, la nostra scienziata qui, biologa marina, ricercatrice. Allora, ricordi sempre che stai cercando. Diverse strategie di pesca. Sì, esatto. Sta roba qua non so cosa sia. Polpo luminoso, probabilmente sarà di notte. Infatti ci domanda la rete. E questo costiero. E ci domanda... No, ci domandano entrambe... Oh. La rete a strascico, almeno sembrava la rete a strascico almeno. Infatti. No, questo ci domanda le nasse. Questo qua è la rete a strascico. Allora, perché noi abbiamo lasciato tutto qui. Allora adesso andiamo. Anzi, facciamo una robetta di sto genere. Sì, stiamo facendo il giro largo, ma non importa. Oh, guarda, guarda, guarda. Ma questo qui non si può metterlo qui. Ah no, gli è vuoto, non si può. Questo è abissale.
È vero che tante robe le trovi di notte, quello sì è vero. Allora, tiriamo sulle reti intanto. Sono le 2. Allora facciamo... Dormiamo fino all'alba, che manca poche ore. E poi andiamo a prendere i nostri granchietti. Magari abbiamo preso anche qualcos'altro che serve alla ricercatrice. Può essere. Lasciamo giù queste qua che magari non prendiamo anche qualcos'altro. Non credo però. Qui abbiamo là, è vero, cantiere. Abbiamo, eccola qua, la famosa, qua. Aspetta, prima voglio andare dalla ricercatrice prima, che non mi ricordo. Devo andare in cima qua. Ma io non ho capito se la rete a strascico ogni tot ti dà qualcosa o non so. E per andare, no, ecco là, devo andare di qua. Ricercatrice, allora, uno l'abbiamo trovato. Cos'è che volevi? Il polpo luminoso. E questo qui cos'è invece? Ah, questo qua è un polpo medusa. Va bene, quell'altro... Adesso ritorniamo da l'altra là a vendere un po' di cose. E intanto mettiamo il turbo e se no non arriviamo più. Giusto? Sì, giusto proprio. Io vorrei stare pensando che se quel bestione sotto là c'è sempre o dopo sparirà. No, scrivetemi qua sotto nei commenti. Mercato del... No. Mercato del pesce. Bene, qualcosa abbiamo guadagnato. No. No. No, il magazzino. Mercato... Dopo andiamo alla rete. Quanto costano queste qua adesso? 270 dollari. Potrei prenderne due. Potrei prendere... Ah no, me ne dà una solo. Va bene.
Allora, vediamo quelle ricerca. Facciamo le reti, cosa vuoi che ti dica per il momento? Nove giorni, ma qui tiriamo su anche il signore, cioè. Non so cosa sia, però. Cioè, io ho pescato. Cos'è? Corona di spine. Bene. Ma spazio insufficiente. Vedi quanto grande è? Ah, 9 posti. Mi sa che no, non ci sta più niente. Allora, ritorniamo alla nostra amica qui. Poi andiamo a prendere il resto. Quanto vale questo? Occupa un macello di spazio e ti danno solo 11 dollari. Vergognatevi. Prima di mettere a posto tutte le nasse, andiamo a tirare su le ultime due. No, mappa. Enciclopedia. Naturalmente mancano tutte le aberrazioni. Allora, cantiere? Ah sì, devo vendere il polpo, vero? Dopo, un bacino di galleggiamento. Qua mi mancano 3 pezzi di legno. Qui invece cosa mi mancano? Tanta più roba. E qui invece mancano 3 pezzi di legno. Anche qui. Luci, motori. Ma io farei la stiva sinceramente. A man mano che andiamo avanti c'è sempre più roba grande. Troviamo qualcos'altro in giro. E questo qui lo mettiamo a magazzino. Però adesso sarebbe da disinstallare questo. Vulcanico costiero. Qui abbiamo vulcanico costiero, quindi via. Disinstalla. Magazzino. E montiamo questa qui. E questo qui è anche costiero superficiale oceanico.
c'è anche l'oceanico che qui non abbiamo. E allora, aspetta, no, andiamo a svuotare. Andiamo a buttare giù qualche nasa e no, dormiamo. Là c'è roba, però c'è cernia di coralli. Là c'è roba, ma c'è anche il mostro là in mezzo. C'è. E se proviamo ad andare via piano, 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 cosa succede? Aia, no, via, 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 via. Se ci dà un'altra botta siamo morti. Niente, non possiamo pescare niente, non possiamo. Perché ci domanda una cosa che non abbiamo. Va bene, allora ritorniamo piano piano, che è messa anche piuttosto maliccio. Allora, poi facciamo il mercato del pesce e vendiamo. Oh, buono. Almeno bacino galleggiante, no, cantiere. Ha una falla. E io direi di stare qui in zona. Qua possiamo pescare? E qua è costiero. Oggi si va a pesca e basta, allora. Si può pescare qui? O è una zona off limit? Ma costiero, possiamo farlo. Abbondante anche addirittura. Non mi ricordo quanto valgono questi pesciolini, però meglio di niente. Ah, anche perché sono già le... C'era un'altra cosa qui vicino. Avevo visto un altro posto per pescare qui vicino, vediamo se lo trovo. Questo qui?
Costiero, va bene. Esaurito. Allora, beh, ma è qui vicino, sì, qui dietro. No, l'ho saltato via. Quello lì. Non è molto, ma meglio di niente. E allora andiamo, vediamo qua cosa abbiamo raccolto intanto. In 2 giorni mi dai quelle mega stelle marine che non valgono un tubo, non ci sta più niente. No, non mi sta niente, anche se provo a spostare, no. Invece in questa qua cosa c'è da rancurare? Eh, una nuova specie. Allora raccogli, poi ritorniamo. Allora abbiamo fatto caccia grossa. Prima che me lo portino via. Questo no. Allora quella dopo no. Questo sì. Quanto costa questo, per curiosità? 200 dollari, però. Allora, andiamo ancora fuori a pesca. Cioè io vorrei andare sotto là, però qui c'è qualcosa da tirare su. Oh, guarda, guarda.
altro possiamo e basta. E tutto il resto no, cioè non ci sta da nessuna parte. Niente. Qui cosa abbiamo? Dei pezzi? Ma non ci sta. Ritorneremo. Ritorneremo. Intanto andiamo a vendere un po' di roba. Molto bene. Anzi, sai che faccio? Dormo. Adesso dormo e domani mattina si ritorna all'opera. Guardate come va su il sole man mano, a man mano che va avanti. Ho rotto il motore, sì, ho rotto un pezzo di motore, va bene. Mio, pezzi di legno vanno sempre bene, ci servono. Esaurite. Qui c'era qualcos'altro. Ah, vedi. Altra legna, molto bene. Ah, questo qui si fa esplodere. Ce l'abbiamo con noi la... No, non ce l'abbiamo. Va bene. Andiamo a prenderla. Intanto mettiamo a posto anche la barchetta. È giusto per di qua, è giusto? Sì, è giusto, sì. Sì, abbiamo un punto di riferimento, tutte le nasse. No, hai ragione, non abbiamo pescato niente. Cantiere. Ripara. Molto bene. Adesso andiamo al bacino galleggiante, che possiamo mettere l'ultimo pezzo di legno, e costa $600. Qui invece possiamo mettere 2 pezzi di legno. Prima che ci servivano non li trovavamo. Bene, qua siamo a posto. E qui invece ce ne mancano 3. Uno. Due. Ci manca un altro pezzo di legno, ci manca un pezzo di legno e 3 pezzi di acciaio. Poi abbiamo completato tutto, anche questo. Il mio magazzino,
ci serve e lo mettiamo qui. Sì, uno ci basta. Che io... Ma sì, andiamo adesso, dai, che un peso in meno. Poi ritorniamo indietro e riposiamo, se lo troviamo. Eccolo qui. Usa gli esplosivi, vai. Molto bene. Qui ci sarà qualcosa da prendere probabilmente. Scommettiamo che c'è un pezzo, quello è il pezzo di acciaio, immaginavo. Più difficile è il pezzo da trovare, da recuperare, più veloce te lo fanno andare, infatti. Visto che ci siamo, diamo anche una pescata, vai. Intanto arriva anche mattina. Piano piano arriva anche mattina. Ah, esaurito. Non so neanche... No, è dall'altra parte che dobbiamo andare noi. I polpi non si buttano via. Bene, pallina gialla mia. Esaurito. Beh, sono... No, devo andare esattamente dalla parte opposta per di qua. Ci sta qualcosa. Ce ne sta un altro, ce ne sta. No, basta, non ci sta più niente. Qua ci sono dei pezzi di legno che prenderemo dopo. Aspetta, mi sono perso. Guardi qui, giusto? Giusto per di qui? Sempre dritto, esatto. Mercato del pesce. Vendiamo tutto. Anche questo vendo. Magazzino. Io direi di riposare. Non abbiamo mai dormito, se non ricordo male.
Allora, ritorniamo là dove eravamo. Allora, in questa zona qui più o meno c'era dei pezzi di legno. Forse questi? Sì. Vai. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5. Esaurita, va bene. Però io non mi ricordo, visto che siamo qui, andiamo un attimo dalla nostra ricercatrice. No, qua non possiamo perché è abissale, ci manca la roba abissale, che ovviamente un giorno o l'altro avremo. Ricercatrice, cos'è che volevi che non mi ricordo? Ah, questo qui, sì, che... La Medusa Aurora. Enciclopedia, la Medusa Aurora. Mamma mia quanti ce ne mancano. Ci manca ancora questo, chissà dove sono. Questo qua c'è la razza pallida, vulcanico. Cioè, guardate quanti ce ne mancano, è una roba allucinante. Qui cosa abbiamo? Pesce? Possiamo? Sì, costiero. Non è il massimo, però dai. Ah, esaurito. Va bene. Intanto accontentiamoci di quello che troviamo. Oh, questo è nuovo. Pesce martello, ma è enorme. Aspetta che se ne peschiamo un altro. Siamo nella merda, eh. Dovrebbe starcene, ma in teoria. Allora, è arrivata una certa ora, quindi ci rintaniamo, ci rincasiamo, non rintaniamo, ci rincasiamo.
Quanto costa il squaletto qui? 200. Non è male. Però io adesso voglio rischiare. Draga. Ah no, qua non si può. Aia. Niente, non mi lascia pescare lei in mezzo, proprio non esiste. Il cantiere 120. Porca puttana. Vabbè, dormiamo allora. Andiamo a vedere i granchietti che sono qui in teoria, se non ricordo. Infatti sono tutti qui. Raccogli. Minimo un'altra. Infatti come non ci sta, ma deve starci. Sì, ciao. No, questo non ci sta. Basta, guardo, ma no, dai, ci sta il pezzettino. E poi andremo a vedere anche l'altra NASA, quella gigante. Vediamo cosa ha raccolto. Mercato del pesce. Tutto quanto è 212. 1 2 3 4 e 5. Perfetto. Poi ci manca l'ultima là in solitaria. Ah, me ne manca uno, ma non sto qua. Per quello che valgono potrei anche... Esatto. Ah, però... Ah, sì, facciamo una... Anche questa, via. Tanto ho perso quanto? 20-22 dollari. Non è moltissimo. Magazzino. Allora, rimettiamo dentro tutte le nasse. Questo qui si può venderlo? No. Un po' strano. C'era il sistema per venderlo però. Bacini di galleggi. Qua mancavano i trapperi. Qua invece manca una tavola di legno. $200? Facciamo subito.
Nuovo spazio aggiuntivo per le luci, quindi cantiere. Ripara tutto, 150, perfetto. Non badiamo a spese. Beh, intanto qua c'è questo. No, rimborso. Cavolo. Ne abbiamo 3. Dopo le luci. Potremmo mettere un'altra da 750. Aspetta un attimo, prima andiamo a rimettere giù tutte le nasse. Molto bene, ritorniamo. Dopo cantiere. No, prima facciamo ricerca. Motori. Nasse. Ne abbiamo 3. Costiero superficiale, costiero oceanico, questo. Facciamo questi, visto che abbiamo 3 punti. Bene. Poi abbiamo bacino, no. Cantiere. Eccola qui, dov'è? E costa la bellezza di 360 banane. Però io volevo montare un'altra lucetta. Bene, ho preso anche un trofeo, illumina la notte. Perché il magazzino abbiamo questa qua piccolina che semplicemente, ma vai a quel paese costiero. Questo qui è, anche questo è costiero, anche questa qui è costiera, però ci manca l'abissale. Qua mancano i 3 pezzi. Cantiere. Ci manca l'abissale, che non ce l'abbiamo. Proviamo ad andare un'altra volta, ma no, niente.
mercato del pesce intanto che ci stiamo svenando. Si ripara tutto, dai. Ci manca quel pezzo che non sappiamo. Ho appena messo giù, fatica che abbia preso qualcosa. Che secondo me, se io adesso faccio una roba di sto genere, se le tiro su tutte, raccogli, se le portassi dove c'è la ricercatrice, tutta sta roba qua, che sia facile che troviamo quel pezzo che ci manca, può essere. Sicuro che si lieta. E adesso mi riposo, andiamo a mettere giù le nasse dalla ricercatrice e poi basta, mi fermo. Devo andare dalla ricercatrice, possiamo andare anche per di qui. Oh, pezzi di ricambio. Qui cosa abbiamo? Legno. No, legno non mi serve più, mi serve qualcos'altro. Mm? Ah. Abbiamo dei pezzi di legno anche in magazzino, se avete visto bene. Sì. Mi fermo solo per il mio magazzino che metto giù. Anzi, aspetta un attimo. Ci sono degli altri pezzi in giro che non sappiamo dove sono. Pochi. E niente, adesso aspettiamo che Dio ce la mandi buona. Intanto andiamo a pescare. Abissale, non ce l'ho ancora l'abissale, manca solo quello. Anche qui abissale? No, questo è superficiale. Esaurito. Allora io direi di ritornare a casa là, che vendiamo anche il pesce. Anzi, c'è qualcos'altro qui? Ah, sì. Visto che ci siamo. Ah, esaurito.
Forse si esaudisca tanto in fretta le robe ultimamente, o sbaglio? Ma nonostante tutto, cioè, almeno ci sta più pesce. Se ci sta più pesce, uguale più soldi. Ce ne sta un altro? No, perché occupa 4 spazi. Bene. Allora, signori, io mi riposo e dopo vi saluto. Allora, bene signori, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, commentare e condividere, in modo da supportare me, serie e il canale. Per quanto riguarda l'iscrizione, a voi non costa nulla, ricordate, è solo un semplice clic che dura un secondo. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.